Hanno manifestato davanti alla sede del gruppo Compiano in via Roma con bandiere e striscioni. Sono i dipendenti della Northeast Service. Temono che il mistero della sparizione dal cavò di Silea di almeno 30 milioni di euro possa mettere a rischio i loro posti di lavoro. I lavoratori in questa vicenda sono assolutamente, come posso dire, vittime della questione e siamo noi che cerchiamo delle risposte appunto dall'azienda. Ma chiediamo tutele, chiediamo una risposta su quello che sta avvenendo. Il super ammanco dal cavò segnalato da Banca Intesa e Veneto Banca ha avuto un effetto terremoto nell'ambiente che ora attende risposte e rassicurazione dei vertici della società. Intanto i dipendenti che aspettano di sapere quando e con che modalità potranno tornare al lavoro non ci stanno ad essere additati come i responsabili di quanto accaduto. Disagi si sono verificati alle poste, per esempio per chi doveva ritirare la pensione con il denaro che non è stato consegnato alle filiali. Ieri in posta entravano i colleghi di altri istituti di vigilanza che dicevano non davano neanche il tempo di entrare, subito alzavano le mani, nel senso che pensavano che fossimo noi della Nordist, dicevano niente soldi, fermi, andate via. E i colleghi ci hanno anche preso le difese perché giustamente sanno che la colpa non è nostra. Oltre ovviamente a stabilire come possano essere evaporati i soldi, sono 2 ora i punti chiavi dell'indagine. Calcolare a quanto ammonti esattamente il buco, la cifra non ufficiale di 38 milioni e mezzo ma potrebbe crescere, e in parallelo raccogliere elementi utili a ricomporre il puzzle che gli inquirenti sperano possano arrivare dalle perquisizioni a tappeto effettuate sia nelle sedi delle società che nelle abitazioni dei dirigenti. Intanto il patron Luigi Compiano, attraverso l'avvocato Pietro Barolo, ha fatto sapere di voler al più presto parlare con il PM per chiarire la sua posizione sulla vicenda. Oggi il signor Compiano, Luigi, a mio mezzo ha chiesto al magistrato di essere sentito, pronto quindi a dare ogni chiarimento. Il magistrato ha preso atto e si è riservato di comunicarmi giorno e ora dell'interrogatorio. In un'altra nota diramata dal team di legali che seguono il caso Northeast si legge che la società sta operando con i propri consulenti per individuare le soluzioni più idonee a fronteggiare l'urgenza dettata dall'attuale stato di crisi operativa e finanziaria, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali e gli asset dell'azienda.